Come si sente in questo periodo che la sta portando al traguardo dei 100 anni? Con trepidazione e con paura della morte, perché è il resoconto e non mi sento tranquillo per tutta la mia vita. Intendo che avrei dovuto essere più sacerdote che uomo che ha cura di un gruppo di ragazzi che stanno lavorando e studiando. Mi hanno voluto bene molti ragazzi, anche se sono stato esigente nella disciplina. Mi manca la musica perché potevo a- arrangiarmi con lo strumento e col canto, e invece lo strumento è diventato difficile da manovrare perché le mie mani si sono intorpidite. Mi hanno dato soddisfazione molto grande i ragazzi che hanno seguito i miei insegnamenti musicali o anche morali, soprattutto il ricordo di alcuni che hanno scelto la strada ecclesiastica, diventando sacerdoti, diventando missionari, diventando amministratori, insegnanti di educazione musicale e anche insegnanti di letteratura, una grande quantità nel giro di 70 anni, perché ho trascorso 70 anni al Barbarigo a contatto con i ragazzi, vivendo accanto a loro, sopportando i loro difetti e anche lodando le loro virtù e le loro belle attitudini. Anzitutto ai miei parenti, ai miei familiari che mi hanno seguito, che mi hanno voluto bene e che ancora mi seguono sempre entro i limiti della possibilità, delle loro possibilità. Auguro un buon Natale, una conclusione gioiosa della loro vita soprattutto del tempo natalizio. Di viverlo bene, insomma. Sì, Magari augurare anche che arrivino come lei a 100 anni. no, non si può domandare Eh, tempo e anni e età, certo. perché la vita è un dono di Dio e bisogna rispondere con generosità, con lavoro e con instancabile fiducia nella provvidenza. A fare i ringraziamenti devo essere io, perché ho incontrato tanta generosità e tanta amicizia, tanto affetto e tanto rispetto da parte dei miei superiori e anche dei miei dipendenti.